Lo sciopero del personale della scuola il 12 gennaio a Roma, l'intervento dei sindacati. Ascoltiamo il segretario nazionale Saese, Francesco Orbitello. Il Saese ha indetto uno sciopero il 12 gennaio per permettere ai colleghi della scuola di usufruire di un giorno di congedo per poter partecipare al sit-in che si terrà a Roma, un importante sit-in organizzato dalle due associazioni nazionali di categoria, MIDA ed Adida. Il sit-in è pro docenti, creatore istituto di seconda e di terza fascia. Cosa chiede il Saese in questo sciopero? Quello che chiede il Saese si può trovare nel nostro sito web saese.eu e più precisamente nella sezione news. Io mi vorrei soffermare sull'ultimo punto, in particolare il personale direttivo. Il Saese chiede la mobilità per i dirigenti scolastici ogni 3-4 anni e che vengano valutati per il loro operato, perché secondo il Saese bisogna presiedere i presidi. Il sindacato è stato sempre contrario alla figura del preside padre padrone o preside sceriffo. Il capo d'istituto si deve confrontare con il personale della scuola, ma non soltanto per una questione di democrazia, proprio anche per una funzione di funzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione, come sancito dalla Carta Costituzionale e anche secondo le disposizioni del Dipartimento della Funzione Pubblica.